10.000 € di multa e un fermo amministrativo di 2 mesi per aver disatteso alle indicazioni della Guardia Costiera. Sono questi gli effetti del provvedimento comminato alla nave mediterranea dell'organizzazione non governativa Mediterranean Sailing Humas. La nave, battente bandiera italiana, veneziana e veneta, con il veneziano Beppe Calcio e il mestrino Luca Casarini armatore, membri dell'equipaggio, era impegnata da pochi giorni nel soccorso dei migranti in difficoltà in mare nelle acque del Mediterraneo centrale. La nostra nave mediterranea è ferma nel porto di Trapani in questo momento, bloccata da un provvedimento del Ministero degli Interni che ci ha sanzionato con 60 giorni di fermo amministrativo e 10.000 euro di multa per aver sbarcato nel porto di Trapani 10 ragazzi superstiti del naufragio in cui li abbiamo soccorsi. Mediterranea ha presentato 2 ricorsi contro questo provvedimento. Abbiamo presentato alla Procura della Repubblica di Trapani un esposto in cui denunciamo le intimidazioni, le vere e proprie minacce mafiose ricevute da imbarcazioni della cosiddetta Guardia Costiera libica. Caccia attacca il governo italiano, mentre anche Papa Leone XIV ha detto che presto sarà a Lampedusa in un suo videomessaggio in cui ha parlato di migranti. Misure adottate dal governo nei nostri confronti che sono parte di una più generale criminalizzazione, un vero e proprio attacco alle persone migranti e al soccorso civile. Come credenti noi invochiamo gli uni per gli altri lo Spirito Santo, il soffio di Dio. I frutti dello Spirito, cari amici, sono abbondanti fra di voi. Mi ricordate ciò che scrisse l'Apostolo Paolo ai cristiani di Tessalonica. Voi avete accolto la parola in mezzo a grandi prove.